benvenuti ad una nuova puntata di Noi Chiesa e come le nostre telespettatrici e i nostri telespettatori più affezionati sanno, la prima puntata del mese di febbraio è tradizionalmente dedicata alla vita consacrata. Come sapete, nella solennità della presentazione di Gesù al Tempio, la Chiesa ricorda tutte le consacrate e i consacrati della Chiesa, di qualunque congregazione, insomma. E questa sera cercheremo di approfondire questo tema affrontando più da vicino il senso e il significato della presenza delle consacrate e dei consacrati in diversi contesti. In che modo essere profeti e profete oggi nella Chiesa, ma soprattutto nella nostra società. In che modo essere semi di pace in un contesto sociale sempre più polarizzato. Ce ne rendiamo conto tutti i giorni di quanto le polarizzazioni poi arrivino a vari strati della nostra società e interessino poi, se andiamo a vedere, anche la vita delle nostre comunità. Non sto parlando solo di comunità religiose, ma molto spesso le polarizzazioni riguardano ogni contesto di vita comunitaria, anche nel nostro territorio. E allora in questi contesti possiamo contare sulla presenza di religiose e religiosi che sono un seme vivo, sono un seme destinato a portare frutto in forza della loro consacrazione e dei carismi che portano nel mondo. Cercheremo di affrontare in maniera molto concreta tutti questi temi raccontando l'esperienza di alcune religiose presenti sul nostro territorio. La prima parte della trasmissione in realtà vi proporrà una piccola incursione nella parrocchia di San Pier di Canne a Chiavari alla scoperta della presenza recentissima in questa comunità delle sorelle della piccola opera Regina Apostolorum, che vivono un carisma molto particolare di servizio ai sacerdoti. Da poco tempo due sorelle della Pora, si chiamano così, piccola opera Regina Apostolorum di Genova, vivono appunto a San Pier di Canne e hanno iniziato a collaborare con la parrocchia. Allora su questo vediamo il nostro contributo che abbiamo registrato qualche tempo fa e poi ci ritroviamo in studio per raccontarvi altre storie. Noi Chiesa questa sera è anche in trasferta, siamo nel salone della parrocchia di San Pier di Canne a Chiavari e quelli che vedete sono alcuni delle ragazze e dei ragazzi del gruppo dei giovani che normalmente si riunisce la domenica, ma ha accettato il nostro invito di raccontare almeno qualcosa delle loro attività per accompagnare il racconto dell'esperienza di Suor Monica Seronello. Benvenuta intanto. Grazie. E benvenuti ovviamente anche a tutte e a tutti voi. C'è anche Suor Sandra che è una consorella di Suor Monica e c'è il parroco Don Francesco Basso assieme alle ragazze e ai ragazzi. Allora, tutto questo per raccontarvi l'esperienza che due sorelle della piccola opera Regina Apostolorum stanno facendo qui, proprio nella nostra diocesi, nella parrocchia di San Pier di Canne. Una congregazione, la vostra, Suor Monica, che è nata proprio qui in Liguria, a Genova, una cosa che io non sapevo. È nata a Genova e è nata un po' nel dopoguerra su ispirazione di una laica che poi ha fondato questa congregazione, Suor Ada Taschera. E la nostra congregazione è un po' particolare perché vive un carisma particolare, anche molto bello, un po' sono di parte, però penso che sia veramente una cosa è stata molto ispirata. Il carisma che viviamo noi è un passo del Vangelo di Giovanni: per loro io consacro me stesso. Quindi la nostra offerta della nostra vita, la nostra consacrazione è in prima di tutto a lode di Dio, ma è proprio per i sacerdoti, quindi questo a 360 gradi. L'offerta della nostra vita per la loro santificazione, quindi con la preghiera, ma anche con l'aiuto materiale. Infatti noi, per esempio, con Suor Sandra, che è anche la mia superiora della piccola comunità che siamo qua a San Pier di Canne da pochissimo, da quest'estate, e ci appoggiamo alla comunità che è rimasta a Genova e noi abbiamo proprio come specifico un po' cercare di collaborare quindi con Don Francesco qui in parrocchia a San Pier di Canne e di fare della nostra casa un po' un luogo dove i sacerdoti e i giovani possono sentirsi a casa, no? Quindi possono venire e ritrovarsi sia nella preghiera sia nello stare insieme, per creare anche momenti di fraternità tra sacerdoti, no? Quindi un luogo dove possa essere veramente un luogo di casa, un po' come Maria nel cenacolo che era lì insieme ai suoi, no? Insieme ai discepoli.
È un po' questa, diciamo, un po' la nostra missione. E a San Pier di Canne nello specifico Nello qual tipo di specifico, servizio fate? allora, per esempio, siamo qua insieme ai giovani, quindi alla domenica sera ci vediamo, insieme ai giovani qua della parrocchia e siamo anche nella pastorale giovanile e facciamo servizio, soprattutto Suor Sandra, nel seminario, quindi in aiuto anche a cucinare per i seminaristi, che poi sappiamo bene che cucinare non è soltanto l'atto di per sé, ma hai anche l'opportunità di stare a raccontarsi, a sentirsi, insomma anche un po' a parlare, quindi è un aiuto un po' un aiuto materno, ecco, in tutti i sensi. Veramente un'esperienza la vostra che, diciamo così, è molto specifica se vogliamo da un certo punto di vista, perché credo che l'attenzione per i sacerdoti un po' tutto il popolo di Dio ce l'abbia, no? Sì, Insomma, abbiamo cari i certo. nostri preti, ecco. Però voi ne avete fatto davvero la vostra vocazione. Esattamente, è proprio una vocazione, come mi piace dire, ma convinta e anche proprio contenta, perché pregare per i sacerdoti vuol dire veramente farsi carico anche delle loro fragilità, farsi carico delle loro solitudini che ci sono, farsi carico anche di un consiglio, di una parola amica, farsi carico anche proprio della persona, no? Quindi anche proteggerli. Per esempio la nostra fondatrice, Suor Ada, le piaceva dire che dobbiamo essere come delle siepi, no? Quindi attorno ai sacerdoti creare una barriera di protezione. Quindi aiutare anche la gente a capire che non è tanto il giudicare, il criticare, ma è proprio il difenderli e quindi cercare di capirli, di stare loro accanto. Una siepe, che bella Sì. immagine. Questa diciamo che la teniamo lì. Don Francesco, che regalo è stato per voi accogliere Suor Monica e Suor Sandra nella vostra parrocchia? È stato un regalone, perché insomma in questo anno di inizi nuovi per questa comunità c'è stato anche proprio l'inizio di questa presenza che è una presenza di vita familiare, come ora Monica ha proprio detto, quindi questa siepe è bella, è una siepe fiorita, diciamo così, fatta di tanti colori, di simpatia, ma soprattutto di famiglia, quindi come diceva Monica, no? Anche il servizio in parrocchia, certamente, un segno bellissimo di vita con i giovani, con le famiglie del catechismo, col coro. Da quando ci sono loro, il coro della parrocchia è diventata la piccola corale San Pier di Canorum in onore della piccola opera Regina Apostolorum, no? Quindi insomma c'è proprio un contagio proprio bello di vita vissuta insieme e poi la cosa bella appunto della casa che sta diventando comunque un piccolo centro, io direi proprio di famiglia, credo sia l'immagine più bella quella del focolare in cui uno può andare, può condividere la vita in un momento di sosta come capita anche a me, no? È una cosa proprio bella condividere anche alcuni momenti della settimana, della quotidianità, ma anche di vita diocesana e di vita fra preti. Ecco, insomma, un regalo per questa comunità. Sciogliamoci un po', ragazze e ragazzi, insomma, mi rendo conto che la presenza di una telecamera in un gruppo giovani può frenare un po' l'entusiasmo che io credo che vi caratterizzi, no? Allora, tu come ti chiami? Pietro. Pietro, facevi già parte del gruppo giovani di San Pier di Canne negli anni passati? Sì, ero nei gruppi dei più piccoli e sono nel gruppo giovani diciamo da poco più di un anno. Ok, e quindi sono arrivate queste due suore, Suor Monica e Suor Sandra, e che tipo di esperienza è stata accoglierle? Siete stati contenti? Beh sì, diciamo che io non ho mai avuto esperienze di diciamo conoscere dal vivo appunto delle suore e appunto anche se le conosco da 6 mesi mi sono subito sembrate diciamo dei punti di riferimento anche per noi ragazzi, ecco. Dei punti di riferimento. Ecco, c'è un po' questa cosa effettivamente, Suor Monica. Tante di noi fanno fatica ad accostarsi alla vita consacrata. Cioè lui giustamente dice, non è che ne conosci, magari qualcuno ha frequentato l'asilo, la scuola, istituti religiosi, quindi ha avuto conoscenza diretta con consacrate e consacrati, però non per tutti è così. Effettivamente vi sentite un po' distanti, diciamo, dal resto del popolo di Dio a volte? Non saprei. Noi abbiamo tanto da imparare sicuramente anche da loro, no? Nel senso che ci riconsegnano tantissimo, quindi già lo stare insieme è qualcosa che ci contraddistingue.
Però nonostante questo, secondo me è anche importante al di là del ruolo, proprio essere insieme a loro, no? Vivere le stesse cose, viverle insieme, ecco. Quindi suore o non, forse abbiamo sicuramente un valore aggiunto, ma anche proprio stare insieme. Stare insieme, quindi nella semplicità. Silvia, Sì. tu fai parte di questo gruppo, sei un po' un'educatrice di questi ragazzi? No, Una però... sorella più grande. Sì, sono una sorella più grande e... Guarda la telecamera, che sennò a casa vedono solo il tuo profilo, che è bellissimo, ma vogliono vederti tutta intera, ok? E l'arrivo di Sor Monica e Sor Sandra è stato bello per voi, importante? Sì, sì, perché ho avuto un po' l'opportunità di conoscere questa realtà che comunque io non conoscevo e ho avuto anche l'opportunità di comunque iniziare un pochettino di più a parlare con loro e a conoscerle meglio. Certo, e piano piano si crea un'amicizia. Suor Sandra, lo so che non sei esattamente felicissima di vedermi avvicinare a te, però mi colpisce questa cosa, che anche una piccola comunità come la vostra, 2 sole persone, guarda, anche tu Alessandro, ti ringrazio, sia strutturata in maniera precisa, cioè giustamente Sor Monica ha detto, Sor Sandra è la mia superiora. Questo per specificare ancora più precisamente una caratteristica delle comunità religiose, no? Dove l'autorità, l'autorevolezza, insomma, di una persona è sempre riconosciuta. Che significato ha essere appunto responsabile anche di una piccolissima comunità? Ma il significato, secondo me, è più che altro riuscire a dare un esempio, riuscire a essere per prima io un esempio per Suor Monica e anche per le mie consorelle quando vengono comunque a trovarci. Anche oggi sono venute a trovarci le nostre consorelle di Genova, e cercare di in qualche modo di donarmi, di magari non andare indietro in un determinato momento, che posso anch'io avere i miei pensieri, le mie preoccupazioni, e cercare in quel momento di dimenticarmi. Questo è l'esempio. D'accordo, sto raccogliendo alcune parole, le sottolineo, la siepe, la vita insieme, l'esempio, perché credo che poi potrebbero essere qualche cosa che lasciamo anche a chi ci segue da casa come traccia del lavoro che in qualche modo stiamo facendo assieme. Allora, la presenza di una congregazione religiosa in una comunità parrocchiale è quello che abbiamo appena sentito, ma poi si innesta nella vita del percorso di ragazze e ragazzi come quelli di questo gruppo, che stanno portando avanti appunto in una realtà, quella del nostro mondo, che pone tante domande alle ragazze e ai ragazzi. Beniamino, vengo da te perché vorrei che spiegassi a chi ci segue da casa che tipo di percorso avete fatto quest'anno con i ragazzi proprio su un tema grande che interroga, che è quello della pace. Insomma, come l'avete strutturato e portato avanti questo percorso? Ma è curioso perché abbiamo un po' iniziato l'anno con una 3 giorni invernale che abbiamo vissuto a Villanoce, un po' incentrata sul tema dello sguardo, e partendo proprio dallo sguardo con alcuni focus rispetto al mio sguardo, allo sguardo degli altri e poi allo sguardo di Dio, abbiamo provato a lavorare insieme anche tra ragazzi e ragazze di età anche diverse, molto diverse per certi versi, un po' su quanto e che cosa vuol dire per noi guardare l'altro, in che modo il nostro sguardo può cambiare il nostro atteggiamento. E poi proprio abbastanza di recente, nel corso del mese di gennaio, mese della pace, abbiamo affrontato alcuni momenti di riflessione rispetto alla pace disarmata e disarmante, come ha giustamente tante volte ricordato Papa Leone, e abbiamo lavorato sul disarmare le parole, cioè sul individuare metodi, atteggiamenti, parole, espressioni aggressive e loro cure, diciamo, scambiandocele in una sorta di consiglio virtuoso tra i ragazzi, che poi appunto hanno generato questa sorta di piccola, non so come dire, comunità di appunto pace disarmate e disarmante, da cui il cartellone che c'è sullo sfondo.
Quindi insomma un percorso anche piuttosto articolato. Suor Monica, torno da te per capire questo, no? In che modo il carisma che voi vivete nella vostra congregazione educa alla pace? Cioè, ci hai parlato di servizio, ci hai parlato di essere siepi per i sacerdoti, in che modo appunto il vostro carisma educa alla pace? Allora, intanto nel cercare, come dicevo prima, di sospendere quelli che sono i giudizi, no? Siamo una congregazione religiosa, già il mugugno è abbastanza forte e ci contraddistingue, quindi proprio di riuscire a stoppare tutto questo e quindi anche il criticare, no? Cercare invece di guardare i bisogni dell'altro, no? Quando penso alla pace come comunità, la pensiamo anche come un discorso di cercare di riuscire di usare quelle, come dicevamo prima, no? Parole disarmanti, no? Quindi per noi vuol dire anche riuscire ad arrivare a un grazie che non sempre è scontato, no? Sono quelle parole che si fa fatica a dire, oppure a un perdono dato ancora prima che venga chiesto. Cercare di vedere i bisogni della consorella, no? Di riuscire ad anticiparli, riuscire anche proprio ad avere quello sguardo sulla consorella che è carico di amore e non di giudizi, anche se magari stai passando una situazione in cui magari stai lì che fai un po' più fatica. Ci stai dicendo che in una congregazione religiosa non è sempre tutto rose e fiori? Non è sempre tutto rose e fiori, e anzi ben venga se ci si litiga delle volte, ma quando, però attenzione, quando tutto è costruttivo. Quindi non distruttivo. Cioè, quando la cosa è costruttiva, ben venga anche il litigio, è capitato, no? Però è sempre quel momento in cui ci si mette a nudo e si è nella verità. E quindi quando si è nella verità si ha il cuore che è indiviso, perché è abitato da Dio. Quindi per forza di cose non può essere un qualcosa di distruttivo. Quindi insomma, si può imparare anche a litigare bene? Assolutamente sì, lo consiglio. Questo lo consiglio. Diciamo che è interessante un po' per tutti, Sì. a tutti i livelli. Certo. Adesso, allora ragazzi, parliamo un po' del tema del litigio. Diceva Suor Monica che si può imparare a litigare bene. Ma voi litigate? Tu litighi? Tanto a volte capita sia con magari i miei familiari, tipo mio fratello, oppure anche con i miei amici, però poi si cerca di risolvere, e di metterci un punto e di capire come si è sbagliati e chiederci scusa a vicenda. Ok, ma per cosa si litiga? Cioè, a casa mia sempre per delle cose che ti direi sono un po' stupidaggini. Non so però se fai la stessa esperienza. Più o meno sì, anche in casa mia, comunque anche con i miei amici, magari per delle sciocchezze che poi si possono risolvere in modo anche semplice, però dipende anche da comunque cosa prova l'altra persona, cioè, su queste cose. Cambia, diciamo, il pensiero di ognuno cambia su un argomento specifico su cui magari si litiga. Che bella questa cosa che hai detto, che il pensiero può cambiare ascoltando l'altro che magari appunto ha un pensiero diverso dal mio. Ti chiedo anche a te se litighi. Scusa, ti chiami? Non l'ho detto? Leonardo, e qui abbiamo? Marco. Marco, tu litighi? Certo, mi capita spesso di litigare. Certo che può capitare di litigare con gli amici, con i familiari, e poi ovviamente si fa pace, si risolve sempre tutto. Certo, forse Suor Monica ci aiutava a fare un passo ulteriore, no? Litigare bene, mettersi a nudo, ha detto. È interessante perché a volte il litigio è percepito più come uno sfogo, no? Invece mettersi nell'atteggiamento di litigare in maniera costruttiva, ti è mai capitato? Hai provato qualche volta perlomeno? Non saprei. Litigare per me è uno sfogo, assolutamente è uno sfogo, e ci sta, tutti litigano, tutti, nessuno ha mai litigato in vita sua, quindi per me litigare in modo costruttivo non saprei proprio. Comunque, diciamo così, è un'esperienza che facciamo tutti, quella del litigio, e quindi attraverso questa però stiamo scoprendo che si può imparare qualcosa. Così, Don Francesco, si parte anche dalle cose meno belle che ci accadono per costruire qualcosa? Assolutamente sì, mi viene in mente la parola sincerità, no? Perché
sincerità vuol dire senza maschera di fatto, no? Cioè senza cera come erano le maschere di tanti secoli fa. E questo è molto costruttivo, no? Quello che diceva Marco in questo momento, per cui a volte il litigio può essere, diciamo, lo riparafraso così, no? Una cosa che è connaturale alla nostra esistenza, anche perché è umana e può far uscire la verità. Cioè, ricordiamo il Signore che dice la verità che ci farà liberi, no? Cioè, a volte un litigio può anche essere, se vissuto umanamente, è la cosa bella che ci diceva Sor Monica, cioè una vita religiosa umana, no? È una vita in cui io faccio emergere la mia verità, anche con fatica, soprattutto nella relazione con gli altri. Avete parlato, Beniamino ci ha accennato prima al tema degli sguardi di pace. Io vorrei capire meglio che cosa sono questi sguardi di pace, cosa significa avere sguardi di pace. Non so se c'è qualcuno di voi che ha voglia di raccontarci un pochino meglio. Vediamo, grazie Beniamino che mi suggerisci, giustamente. Allora, cosa significa avere sguardi di pace? Perché sinceramente detta così io non la capisco tanto, ho proprio bisogno che tu mi spieghi anche in concreto, no? Se magari una volta ti è capitato di avere uno sguardo di pace su un'altra persona. Allora, secondo me, sguardi di pace bisogna anche vedere tramite gli occhi o anche la bocca per capire appunto se quello sguardo lì è pacifico oppure no. Poi non Quindi so- intanto bisogna guardare l'altra persona che abbiamo davanti. Ok. E appunto vedere come si atteggia e anche vedere se quello sguardo lì te lo trasmette in modo positivo o negativo, appunto, e vedere anche l'atteggiamento della persona che adesso che fa quello sguardo lì. Ti chiami, scusami? Samuele. Samuele. Tu ti chiami invece? Io Luca. Ciao Luca, tu se mi dovessi spiegare che cosa significa avere uno sguardo di pace su un'altra persona, cosa ti viene in mente? Non so, una volta che ti è capitato. Beh, col termine sguardo diciamo che si collegano comunque gli occhi, quindi guardi comunque l'atteggiamento, il comportamento di questa persona e mi puoi trasmettere comunque anche, non so, felicità, cioè... Mi state parlando proprio di atteggiamenti fisici. Cioè, io avrei pensato allo sguardo di pace come qualcosa di metafisico, invece mi state parlando proprio di un atteggiamento fisico, di guardare, di stare di fronte, quindi qualcosa che, come dire, molto concreto, no? Questo sguardo di pace, così? Sì, perché diciamo che con lo sguardo puoi guardare appunto la faccia, ma diciamo che ci fai poco, guardando solo gli occhi, la bocca, il viso. E confrontandoti con questa persona capisci di più di cosa può essere. Quindi un atteggiamento fisico è un atteggiamento di apertura all'ascolto, di confronto. Aiutaci, Sor Monica, a capire che cosa sono questi sguardi di pace, come stai provando ad insegnarlo a questi ragazzi? Anzi no, tu ci hai detto che voi vivete insieme a loro, quindi come lo stai scoprendo con loro? Che cos'è avere questo sguardo di pace? Ma già l'hanno un po' detto loro, è anche riuscire a fare quel famoso passo indietro e mettere l'altro al primo posto, no? Cioè, ma non perché si fa, come si dice, no? Si fa un po' a gara, a cercare di mettere l'altro proprio per dargli importanza, ma non perché uno vuole dare importanza a qualcosa che non ha, no, anzi, è proprio io faccio un passo indietro perché ti voglio bene, voglio il tuo bene. E quindi questi sguardi di pace è anche una pace che è ti guardo come ti guarderebbe Dio. No? Cerchi di, ovviamente, per carità, però si cerca di avere questo, come ti guarderebbe Dio, no? Quindi anch'io mi pongo in quell'atteggiamento, ti guardo come ti guarda Dio. È bello avere, Giulia, è bello avere Sor Monica e Sor Sandra qui a San Pier di Canne? Sì, molto. Sei contenta? Sì. E hai fatto anche tu questo percorso sulla pace con i tuoi amici e le tue amiche? Sì, adesso sto frequentando il CIF, che è un corso di formazione, facciamo tipo emozioni, parliamo di queste cose qua. Quindi, insomma, l'esperienza che stai facendo in parrocchia ti aiuta anche proprio nella vita quotidiana, nel affrontare questi temi che sono importanti, il tema delle emozioni, anche quando vivi la tua giornata semplice, normale, giusto? Sì, 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 molto. Questo è davvero una cosa preziosa, io credo, no? Avere Molto.
Si parte da qui per andare poi a costruire la pace nelle relazioni quotidiane. In fondo è proprio vivere la vita quotidiana alla presenza di Dio, cioè non c'è niente di difficile se vogliamo, no? È la cosa più semplice, però nello stesso tempo ci vuole quella consapevolezza, no? È facile, Silvia? Cosa dici? Cosa di vivere così con questa consapevolezza che diceva Suor Monica? No. Evviva la sincerità! No, per niente, perché secondo me si è anche un po' portati, adesso dirò una cosa forse un po', a volte magari a giudicare forse l'altra persona e a giudicarla forse dalle apparenze e non da quello che è in realtà. Hai detto una cosa verissima in realtà, Silvia, perché è proprio così credo, no? Nella vita quotidiana. Molto spesso, non so Beniamino se ci avete lavorato con i ragazzi su questo, quando avete parlato di questo sguardo, perché stiamo parlando di uno sguardo che prescinde dal giudizio, come diceva Silvia. Insomma, avete lavorato anche su questo? Sì, nel senso che parte del grande lavoro che abbiamo fatto partiva un po', diciamo che, ad esempio, sulla base, ad esempio, del campo invernale che abbiamo fatto sullo sguardo, poi in realtà abbiamo, come dire, raccolto nel seminato dei mesi precedenti, a dicembre o comunque anche in avvento, abbiamo calcato molto e condiviso insieme quanto possa essere anche molto difficile in realtà avere uno sguardo di pace, uno sguardo puro, uno sguardo vero, uno sguardo di Dio verso l'altro, quando semplicemente ci fermiamo alla prima cosa che vediamo. E quindi avevamo fatto questo lavoro insieme in cui condividevamo appunto delle domande molto, molto secche. Qual è la prima cosa che noti in quella persona, no? Però a volte magari uno può dire, subito magari noto come è vestito, c'è quella cosa che non va, e immagino, ma parlo anche proprio per esperienza diretta, quanto poi questa cosa capiti nella vita vera, no? Incrociando una persona per strada, e poi è subito un attimo, uno magari non ci pensa neanche, però poi anche il tuo sguardo degenera, e a quel punto la singola relazione d'incontro diventa compromessa. Coltivare e allenare la pace passa e comincia dagli sguardi di pace. È questo il punto, secondo me. Comincia proprio da lì. Stiamo affrontando un tema veramente molto importante. Io vi ringrazio per la disponibilità che state dando a Telepace questa sera. Farei un passo ulteriore, torno da Suor Monica, ma poi torno da voi ragazze e ragazzi, perché mi piace moltissimo sentire i vostri pareri. L'altra questione era il tema delle parole disarmate. Quante parole usiamo ogni giorno senza consapevolezza, come dicevi tu. Sì. Come ci si educa, Suor Monica, ad usare parole disarmate? A chiedersi scusa innanzitutto. Scusa e grazie. Sono due parole che aprono tante porte. E è proprio un allenamento, certo, non ti viene naturale, però è proprio un allenamento quotidiano. Scegliere ogni giorno di metterti in quella predisposizione di umiltà dove non esiste che ho la verità in tasca, no? E quindi anche l'altro, delle volte bisogna proprio dire grazie, scusa, cioè allenarci a questo ci dilata il cuore, perché poi ci fa avere un cuore talmente grande che ti fa vedere anche poi le piccole cose a cui magari non riesci a vedere. Di solito siamo più abituati a vedere le grandi cose, le più piccole un po' meno. È proprio in questo allenamento. Anche in una congregazione religiosa. Sì, anche in una congregazione religiosa, dove non tutto è dovuto, ma in una congregazione religiosa è come essere in una famiglia. Certo. Credo che anche in una famiglia sia molto importante dirsi grazie, chiedersi scusa. Permesso, posso. Cioè Papa Francesco ci ha lasciato veramente una grande eredità su questo. Sì, decisamente questo messaggio direi che è arrivato davvero al cuore di tutte e tutti. Tu ti chiami? Rachele. Rachele, grazie, scusa, sono parole che sono un po' entrate nel tuo linguaggio, ti piace riceverle? Ecco, partiamo da qua. Io sì. E quando è che ti viene dal cuore dire grazie? Quando tipo mia madre tipo, dice grazie, tipo Dio di un regalo.
Assolutamente, è vero, è vero, Sì. è vero. Che a volte è un'esperienza che può nascere dal cuore, no? Quella di dire grazie per un regalo che si riceve. Quindi queste sono le prime parole disarmate, grazie, scusa, eccetera. Ti è mai capitato qua? Vengo da, aiuto, non mi ricordo, Fabrizio. Ti è mai capitato invece di cambiare linguaggio? Ti faccio una domanda ancora più difficile. Cambiare linguaggio proprio perché ti rendevi conto che una certa frase, una certa parola in quel momento lì poteva generare incomprensioni o dolore nell'altro? Sì, mi è capitato. Diciamo che di solito quando si è presi un po' dalla fretta è facile rispondere male. È facile usare parole che comunque feriscono il cuore dell'altro e a volte lo facciamo anche senza pensarci, cioè anche quando siamo presi magari dalle nostre cose, dai nostri pensieri, no? Quando pensiamo solamente a noi stessi è facile, no? Dire voglio che tu non entri e quindi diciamo si risponde malamente, si risponde con un tono che non è buono, ecco. E allora a volte mi capita anche spesso e quindi quello che mi invito a fare è quello di fermarsi, no? Cercare di fermarsi e riflettere, perché è il momento in cui io mi fermo e faccio riposare quella che è la mente, è lì che in qualche modo capisco qual è l'altra via alternativa per poter rispondere meglio e non ferire il cuore dell'altro. Abbiamo sempre tanta fretta effettivamente di rispondere, di dire la nostra, è così, Suor Monica, a volte la fretta ci frega in qualche modo, no? Sì. Questa è un'esperienza che facciamo. È un'esperienza comune perché già solo che il mondo che viviamo oggi, no, ci porta ad essere sempre più di fretta anche nelle cose, no? Non solo nelle cose ma quindi anche nei rapporti con le persone. Invece io penso che vabbè, un po' siamo privilegiate come comunità perché abbiamo la possibilità di fermarci, no? Di fermarci, di stare davanti al Signore, di pregare, quindi portare anche tutta questa fatica, anche tutta questa frenesia che abbiamo proprio nella preghiera, nel dialogo con Lui. E già questo ti rapacifica un attimino. Assolutamente. Sì. Stiamo andando verso la conclusione, vi giuro che non vi torturo più ragazzi, però vorrei che mi raccontaste qualcosa di concreto, che mi raccontaste qualche episodio in cui avete proprio fatto la pace, ok? Non dico solo un litigio, ma proprio anche solo un cambio di sguardo, come dicevamo, una parola diversa. Vi viene in mente qualcosa del genere? Vedo, guardi un po', però tu qualcosa da dire ce l'hai, secondo me. Sempre. Allora, se posso dire, io con questo ragazzone e anche quello laggiù ho fatto pace perché avevamo litigato e dopo quel litigio ci siamo visti un po', ci guardavamo un po' male, no? Eravamo posso dire, sulla difensiva. Ecco, grazie. Però dopo aver fatto pace, dopo i vari perdoni, ora ci guardiamo tutti in un modo diverso, cioè, e ci sentiamo un po' più gentili l'uno con gli altri. Quindi avete fatto un passo avanti nel vostro rapporto, cioè in qualche modo è cresciuto questo rapporto dopo questo litigio? Sì, diciamo di sì, e, cioè, soprattutto anche si è ritrovato questo rapporto, perché comunque, come ha detto Marco, per un po' comunque siamo stati sulla difensiva l'un l'altro e con magari anche un po' di imbarazzo e con magari paura di parlarci anche un po'. Poi però abbiamo cercato comunque di chiarire, di cambiare un po' quello che era il nostro pensiero e quello che comunque provavamo l'un l'altro, perché comunque cioè, magari ognuno la pensava in un modo diverso e non si riusciva a capire come diciamo, fosse il punto giusto dove, dove magari capire cioè, gli errori di ognuno e dire basta e finiamola qui. Che bella questa immagine che hai usato del cambiare un po' il proprio pensiero. In fondo, tu pensa se cambiassero il proprio pensiero quelli che hanno in mano le sorti del mondo. Saremmo a posto. Ti viene in mente un episodio, anche a te lo chiedo, da raccontarci di una volta, senza entrare nei dettagli ovviamente,
in cui ti è capitato di vivere un'esperienza di pace? Beh, diciamo che quando penso a dei litigi magari un po' più importanti, mi vengono subito in mente quei momenti più magari bui, anche un po' più difficili, soprattutto vissuti diciamo agli scout, dove appunto magari la necessità o il bisogno di un aiuto, magari anche a volte non ricambiato da qualcuno, magari soprattutto in dei ragazzi, in degli adolescenti, diciamo crea magari delle liti importanti, anche degli insulti, però secondo me è proprio nel momento del bisogno che poi creiamo dei legami magari anche forti, riusciamo comunque a riappacificarci, ad aiutarci a vicenda, anche appunto in momenti tra virgolette o magari solo apparentemente pericolosi o di estremo bisogno, ecco. Grazie, c'è qualcun altro che mi vuole raccontare dei fatti di pace? Veniamo un po' qua. Poi dicono che sono le donne che parlano di più. Qui abbiamo un sacco di ragazzi che invece che hanno un sacco di cose da raccontare. Ti vengono in mente una volta in cui hai vissuto un'esperienza di pace? Beh, diciamo che l'ho appena vissuta e diciamo con questi litigi che sono cose da ragazzini comunque, perché diciamo che facciamo delle scemate, però la cosa importante è arrivare comunque a un punto, trovare la via d'uscita e fare pace. Assolutamente, guarda, comunque non so se sono cose da ragazzini, ma anche tra i 40 e i 50 si litiga, tranquillo, te lo dico perché a te è capitato? Sì, è capitato poco tempo fa con dei miei amici, ma poi siamo riusciti a trovare il punto di uscita e riappacificarci. Che sicuramente vi ha fatto crescere questa Sì, cosa. sì, abbastanza, ci ha legato ancora di più e ci ha fatto capire i nostri sbagli e comunque cioè, appunto, ci ha fatto capire i nostri sbagli e di non farli più, perché comunque ora siamo maggiorenni e non dobbiamo più fare cose di sciocchezze di questo genere, ecco. Assolutamente, anche se come ti dicevo appunto poi anche c'è sempre tempo per litigare, no? No, però insomma le cose che ci state raccontando secondo me sono proprio preziose e vogliamo portarle a tutte le persone che ci seguono da casa, a Suor Monica, per raccontare come dall'esperienza di un gruppo giovanile possono nascere dei semi che poi queste ragazze e questi ragazzi portano là dove sono. Forse la pace è qualcosa che si allarga? Assolutamente. Che contagia? Assolutamente, la pace è contagiosa, la pace è possibile, la pace davvero, siccome è un dono, è dono dello spirito, quindi assolutamente è reale. Basta crederci, cioè, bisogna impegnarsi, certo, però è qualcosa su cui bisogna un attimino davvero dare fiducia. Ecco, Don Francesco, queste ragazze e questi ragazzi stanno facendo un percorso davvero importante che può andare nel mondo e testimoniare anche la bellezza di quello che vivete qui in parrocchia, credo, no? Sì, sì, è proprio un orgoglio la presenza, no? Anche questa sera, insomma, cioè, avete dato anche una parte molto bella e condivisa e vera di voi, cioè questa cosa credo sia un regalo che, insomma, quando uno, io lo dico spesso, no? Ha il coraggio, la libertà di mettere lì un punto profondo e vero della propria vita e lo consegni a un altro, fiducia cieca, e dall'altra parte c'hai uno che con altrettanta fiducia cieca accoglie quello che tu stai dicendo di verità, e lì si crea una roba profonda, si crea un legame. E anche il nostro gruppo, no, parrocchiale, sono state usate tante immagini, una che mi piace è anche quella della fontana, come quella che c'è a volte in tanti paesi, no? Quando una sete va, si abbevera e poi continua il cammino. È bello che un gruppo, no? Ma poi un gruppo, cioè parliamo in senso anche molto lato, no? La Chiesa, la comunità, la presenza di vocazioni diverse, di vocazioni donate, cioè possono essere insieme, nell'essere insieme proprio quel segno di forza e di ricarica in cui incontri Dio anche negli altri. Abbiamo voluto in questo modo, Suor Monica, Suor Sandra, far proprio vedere che cosa significa la presenza di una congregazione religiosa in un gruppo parrocchiale. Insomma, abbiamo voluto farlo vedere in maniera concreta come la presenza di religiose può dare un tono, una postura anche ad un incontro. Quello che mi colpisce è
l'estrema semplicità del vostro carisma, che arriva davvero, credo non Bene. solo ai sacerdoti, ecco, Bene, ve lo, bene. ve lo riconoscono questo? Sì. Qualcuno ci dice proprio che bello perché il fatto anche soltanto di riuscire a dialogare, non so come dire, siamo proprio nella semplicità, no? Nella relazione più vera, quindi si riesce anche a fare grandi cose. E qualcuno ce lo dice. Grazie a Sor Monica, a Sor Sandra, a Don Francesco Basso, alle ragazze e ai ragazzi del gruppo Giovani di San Pier di Canio. Noi proseguiamo il nostro dialogo in studio sempre sul tema del rapporto, dell'apporto, anzi, delle congregazioni religiose, delle religiose e dei religiosi in tutti i contesti laddove si prova di costruire la pace. Possiamo fare un applauso? Certo! Allora, dopo aver ascoltato questi dialoghi e la testimonianza di ragazze e ragazzi che affrontano e vivono il loro cammino non solo con educatrici e educatori, ma anche con due consacrate al loro fianco che collaborano con il parroco di San Pier di Canne, Don Francesco Basso, diamo il benvenuto alle nostre ospiti che sono Suor Rose della Congregazione delle Figlie di San Girolamo Emiliani, benvenuta. Grazie. Benvenuta. E abbiamo Jean-Marie che è un'oblata di Cristo Re che vive all'Opera Madonnina del Grappa di Sestri Levante. Benvenuta. Grazie. Suor Rose vive a Rapallo, è corretto. Sì, io vivo a Rapallo. Diciamo che con questa trasmissione abbiamo anche rappresentato un po' tutti i territori della nostra diocesi. Eravamo a Chiavari, adesso andiamo a Rapallo e a Sestri Levante. Ma venendo da lontano in qualche modo, perché Suor Rose vieni dal Congo, se non sbaglio, è corretto? Sì, Repubblica Democratica del Congo. E come sei arrivata nella nostra diocesi a Rapallo? Da dove è scaturita la tua vocazione? La mia vocazione è scaturita sinceramente più di 20 anni fa. Io sono arrivata in Italia, l'anno scorso ho fatto 20 anni e ho iniziato il mio cammino dal Congo. I primi anni l'ho fatto in Congo per iniziare il noviziato in Italia. E da lì sono rimasta quasi fissa in Italia e adesso sono più di 20 anni perché l'anno scorso ho fatto 20 anni in Italia. E continuo sempre il mio cammino lavorando e aiutando le mie consorelle in questo servizio che abbiamo. Abbiamo la scuola, adesso siamo soprattutto con il nido e l'infanzia. Si chiama Nido San Girolamo la vostra scuola? Non perché sia solo un asilo nido, ecco, si chiama Nido San Girolamo, però anche la scuola materna, è corretto? Sì, abbiamo anche la scuola materna e in questo servizio qua, diciamo, vogliamo continuare quello che San Girolamo faceva. San Girolamo voleva tanti bambini come anche i ragazzi, adesso noi abbiamo i bambini perché i ragazzi non ce la facciamo, diciamo ce l'abbiamo fatta, ma abbiamo i bambini su quali diciamo vogliamo dedicarsi proprio come San Girolamo che diceva sempre con questi piccoli voglio vivere e morire e noi li prendiamo al mattino presto alle 7:30 per finire alle 6. E per sono noi proprio piccolissimi i vostri, vero? Sono piccolissimi perché adesso vedendo anche il bisogno delle famiglie abbiamo visto che le mamme hanno bisogno di riprendere il lavoro, allora abbiamo aperto anche per i bambini che non hanno ancora un anno. E questo qui aiuta anche le famiglie perché con loro cerchiamo di fare un cammino insieme, non è che ci vengono al mattino e ci consegnano un bambino come un pacchetto, no? Ci raccontano un po' come ha dormito, cosa ha mangiato e come sta. E così noi anche alle 6 dipende perché le uscite iniziano alle 4:30. Alle 4:30 anche noi quando consegniamo, non consegniamo un pacchetto, consegniamo un bambino con cui raccontiamo come ha passato la giornata con noi, cosa abbiamo fatto,
nato e siamo, diciamo, facciamo un cammino insieme con le famiglie. Sì, perché certo le mamme e i papà ovviamente si affidano anche un po' a voi che per tante ore custodite i loro bambini, siete un po' i loro occhi, insomma, in qualche modo. Assolutamente, questo qui non è per dire, ma ci fa anche un piacere quando vediamo che le famiglie ci consegnano i bambini volentieri, anche sereni, dicono sempre, ma qui ormai siamo in famiglia, ma qui ci troviamo bene e soprattutto abbiamo tanti bambini degli ex alunni. Dicono sempre, ma mi ricordo io quando ero qua, e ci sono di quelli che si ricordano anche delle sorelle, diciamo delle nostre prime sorelle, come li accoglievano, quelle che erano state anche bambini interni, perché prima c'erano anche i bambini interni da noi. E questi qui vogliono anche i loro figli, vivono dove loro hanno vissuto. Certo. Allora ci fa proprio un piacere questa continuità che le famiglie vogliono con Siete noi. davvero un punto importante di fiducia per le famiglie. Ecco, Jean-Marie, anche voi avete un po' il carisma della famiglia, cioè mi pare di ricordare, da quello che ho studiato, insomma, che nel desiderio di padre Mauri, quando vi fondò, ci fosse proprio questa attenzione particolare a fare del mondo un'unica famiglia. Corretto, correggimi. Sì, mi perché lui quando ha cominciato come famiglia, e quindi lui ha cominciato l'opera dopo la prima guerra mondiale, che ha cominciato con le vedove e poi con i bambini, e mano a mano che crescevano i bambini sono nate anche le famiglie. E poi parte anche dal carisma, perché il carisma di padre Mauri è l'amore nuziale, quindi l'amore di Gesù sposo alla Chiesa sposa. E questo lo vediamo in modo concreto alle coppie di sposi, quindi gli sposi con il sacramento di matrimonio che si uniscono e quindi ci fanno vedere in modo concreto questo amore di Gesù, che Gesù ama la sua Chiesa come sposa. Allora tra uomo e donna questo amore che noi vediamo, che è concreto, rappresenta proprio questo amore di Gesù verso la sua Chiesa. Allora il padre comincia con le famiglie, perché le famiglie esprimono questo amore nel mondo, che amore di Gesù verso la Chiesa. Quindi voi sostenete, sostenete le vocazioni in qualche modo? Noi sosteniamo la famiglia, la crescita della famiglia, perché esempio adesso la famiglia, oggi non puoi pensare alla famiglia come una famiglia marito e moglie, con il sacramento di matrimonio, perché adesso oggi abbiamo le famiglie diverse con amore anche ferito, quindi queste famiglie che vivono il carisma di padre Mauri sono loro poi a loro volte che vanno ad aiutare queste famiglie con la relazione, con il rapporto di amore ferito, perché attingendo dal carisma di padre Mauri, dell'amore tra uomo e donna, o anche dall'amore di Dio verso l'uomo, come il Signore quando ci vede siamo tutti suoi sposi, marito e moglie, o siamo tutte spose di Dio, e quindi questo amore che loro hanno sperimentato nel carisma di padre Mauri lo portano anche nel mondo. Infatti noi siamo consacrate nel mondo. Tu non vesti l'abito, ecco, tanto per andare su una cosa che sicuramente i nostri telespettatori hanno visto. Tu non vesti l'abito come siamo portati ad immaginare nella consacrazione. Sì, io non porto l'abito perché sono una consacrata nel mondo. Quindi portare proprio questo amore di Gesù che io ho sperimentato nella mia consacrazione, nel mio dono totale a Dio, lo porto proprio nel mondo, perché il mondo possano ancora capire che comunque c'è Dio che ci ama, malgrado tutto quello che possiamo attraversare, però il Signore ci ama ancora. E come lo posso testimoniare? Perché comunque non vado in giro a dire guarda che io sono consacrata, no, nella mia vita quotidiana, in quello che faccio, nel mio lavoro,
perché noi siamo consacrate che possono lavorare normalmente nella società, posso fare l'insegnante, posso lavorare in ufficio, posso fare un medico, come noi abbiamo consacrate nel mondo, che rimangono a casa loro e fanno il lavoro nella società. E la testimonianza è la vita stessa. Ecco, quello che loro vivono possono proprio rivelare a chi sta vicino che queste persone hanno dentro di loro un segreto, hanno dentro di loro qualcosa di diverso. Questo è quello che noi vogliamo testimoniare al mondo, perché chi ti vede gioiosa, perché una consacrata deve essere gioiosa. Lo diceva anche Papa Francesco nella lettera che ha scritto alle consacrate, dice: le consacrate dovete essere gioiose, perché poi chi ti vede, se non sei gioiosa, dirà: ma quale Dio abita in quella persona se poi è triste? Perché Dio ci rende gioiose, ci rende felici. Allora questa felicità che noi sperimentiamo nell'amore di Dio lo portiamo proprio alle altri in quello che facciamo, in quello che viviamo. Questo ci dice già un po' che cosa vuol dire essere profezia nel mondo. Venite da 2 paesi dell'Africa feriti, che hanno vissuto la ferita della guerra. Sorroso dalla Repubblica Democratica del Congo. Non hai vissuto, grazie a Dio, insomma, la guerra, quella con le armi, ma hai visto, e la tua famiglia vede tuttora, le ferite che la guerra lascia nella società. Adesso provo a farti una domanda che forse può sembrare difficile, ma che differenza c'è tra quelle ferite e quelle che tu vedi oggi qua in una società, la nostra, che tecnicamente è una società in pace, perché noi non vediamo la guerra dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, insomma. Quali ferite ti accorgi che ci sono? Ecco. Diciamo, per il Congo direi che la ferita più grande è quella della povertà, perché quella la noto, che tutte le volte che vado in vacanza vedo che c'è sempre il cambiamento, la società che diventa sempre più sporca, le persone che fanno sempre fatica a vivere, vedo che le famiglie che si lamentano sempre e più anche il lavoro che non si trova. Perché nonostante che le famiglie si imboccano le mani per far studiare anche i figli, ma dopo questi figli finiscono gli studi e non hanno di lavoro. Tu hai una sorella e un fratello ingegneri, sì, che non riescono a trovare lavoro. Non riescono a trovare lavoro, questo da anni. E questa, diciamo, la più grande ferita, dopo anche, diciamo, il disastro che la guerra ha lasciato, diciamo, quelle case o quei negozi che tanti anni fa, posso dire da 91, ci sono dei negozi, ci sono edifici che hanno distrutti, che fino ad oggi non sono più, diciamo, non ce l'hanno fatto più a costruire, sono rimaste così, diciamo una società quasi degrado, perché sono rimasti muri come sono rimasti con le armi, diciamo. E qui posso dire più o meno questa cosa di fatica di arrivare alla fine del mese, perché grazie a Dio io vivo sempre con le mie collaboratrici che quando parlano dicono sempre: Sor Rosa, si fa fatica ad arrivare alla fine del mese. Avete educatrici e insegnanti della vostra scuola con cui giustamente vi confrontate. Assolutamente, sì, infatti io li ringrazio sempre, perché queste persone sono proprio care nella mia vita, perché mi hanno fatto capire che non è proprio così facile la vita come la vediamo, anche loro, nonostante che lavorano delle ore, perché sono più anche loro la mia famiglia, diciamo, passo più ore con loro che anche con le mie consorelle, perché avendo i bambini potete capire che bisogna curare questi bambini qua e non possiamo lasciarli prenderli senza più attenzione. Allora lavoro quasi tutto il giorno con loro e vedo che anche loro fanno questa fatica di arrivare alla fine del mese, e dopo anche anche il lavoro, no, che ti prende tanto tempo, perché arrivano al mattino e vanno via la sera, certo. E vedo che sono queste più o meno fatiche o ferite che vedo nel nostro mondo di oggi. E rispetto al Ruanda, Jean-Marie, quali ferite tu vedi oggi nella nostra società, anche nel lavoro che fate all'Opera Madonnina del Grappa?
In Ruanda le ferite che noi possiamo dire che abbiamo avuto in Ruanda, abbiamo avuto la guerra, quindi la guerra del 94 ha lasciato le ferite come tutte le guerre, quindi le conseguenze della guerra, la povertà, un po' di odio, conflitti, però grazie a Dio si comincia a superare, dopo un po' di tempo si supera, perché comunque ci si aiuta, tra il popolo si aiuta e poi si supera. E invece qua io vedo ferite proprio diverse, perché comunque qua è un popolo un po' di benessere, però questo non vuole dire che il benessere non può, chi vive bene non può avere ferite. Esempio, noi nel nostro lavoro quotidiano, avendo anche una casa per ferie, quindi abbiamo l'accoglienza qui alla Madonnina del Grappa, incontri le persone che vivono proprio la solitudine, che proprio li vedi soli, le anziane, anche giovani, anche persone che non sono anziane, non sono giovani, mezza età, che proprio vedi che vivono proprio la solitudine, che hanno bisogno una famiglia. E quindi noi come consacrati, come la missione nostra, vediamo che quando arrivano da noi ti dicono ci siamo trovati in famiglia, che anche questo è uno dei desideri del nostro padre Mauri, che voleva che la sua casa sia una casa che chi arriva trova famiglia, e quindi noi portiamo questo desiderio di padre Mauri, di proprio creare famiglia per chi viene da noi. Un'altra cosa che puoi anche notare, che vedo nella società di oggi, è l'accoglienza della diversità, perché io faccio parte anche del centro di ascolto, che lì alla Madonnina ospitiamo anche il centro di ascolto della diocesano, sì. E quindi arrivano persone che vi portano le loro povertà, che sono sì, davvero, oltre che non sono solo povertà economiche, insomma. Sì, anche proprio povertà anche di relazione, che una persona proprio non ha nessuno con cui condividere. Una persona viene e ti dice sono venuta a chiacchierare. Quindi questo, se pensi che poi dando 10 minuti alla persona per chiacchierare, che ti racconta, che ti dice quello che sente dentro, la persona si sente bene, esce e si sente bene, proprio te lo fa vedere, te lo fa sperimentare, che quei 10 minuti che hai dato ha fatto bene. Certo. Poi anche queste persone che vivono senza finire il mese, come diceva, che fanno fatica proprio a pagare le bollette, sono tutte queste persone che comunque arrivano, però trovano l'accoglienza, certo. Che questo non troverai forse anche un telegiornale che lo dice, perché oggi come oggi al telegiornale trovi un po' di guerra, di male, di violenza, però c'è anche quel poco che le persone consacrate che fanno, che riescono a fare, però poco, però che fanno, che non è una cosa che grida, che fa rumore, però che manifesta Dio, che è presente ancora nelle sue persone, nelle persone. La presenza dei consacrati davvero in questo senso, ci state testimoniando, porta luce laddove esistono le ferite delle povertà che noi oggi incontriamo sempre più spesso. Siamo quasi in conclusione, vorrei che ci aiutaste a capire che cosa sentite di prezioso nella vostra vocazione, cioè qual è la cosa più preziosa, Suor Rose, che oggi attraverso il carisma che ti è stato affidato nella tua vocazione vivi nella nostra società. Io
immagino solo come possa essere al mattino accogliere tutti questi piccoli che arrivano assonnati, no? E che passano dalle braccia della mamma alle tue, perché poi se sono così piccoli staranno in braccio, immagino, ecco. Assolutamente. Esatto. Tanti passano tanto tempo in braccio che per terra, diciamo, in passeggino. E la cosa più preziosa della mia vocazione, diciamo, è la presenza di Gesù. La presenza di Gesù che cammino facendo, ho capito proprio bene in questi bambini, perché per me ogni bambino è un'immagine di Gesù. Infatti tante volte quando vedo un bambino che piange, mi allunga le braccia, mi vengono le parole del ladrone sulla croce, o di Gesù che diceva: avevo fame e non mi ha dato da bere, avevo sete, allora dico no, queste qui non vuole che siano quelle parole, per me Gesù che allunga le mani vuole essere preso in braccio, allora è questo qui che vivo proprio, e me lo sento proprio quando li vedo, perché dico per me a questo momento questo è Gesù. Questa è veramente una cosa meravigliosa che credo ogni mamma adesso stasera si porterà a casa, no? E l'abbiamo regalata attraverso Noi Chiesa a tutte le mamme e ai papà che ci seguono, insomma, questa immagine del bambino che tende le braccia. E Jean-Marie, cosa trovi di prezioso nella tua vocazione oggi, nella società in cui viviamo? Sì, non vado tanto lontano a quello che ha detto Sor Rosa, perché è bello sentire che tu hai proprio Gesù che hai dato tutto, che tu non ti attacchi, soprattutto non ti attacchi alla famiglia, abbiamo già lasciato, quindi questa presenza di Dio che ti aiuta anche a lasciare tutto, a dire io sono di tutti, sono proprio... sono sorella di chi viene, di chi incontro, e quindi è una cosa bellissima, perché sai che non hai un limite di persone, tu non dici questa è mia famiglia, devo stare con i miei, devo andare domenica a stare a mangiare con i miei familiari, tu sai che se c'è bisogno sei presente. Certo. Sì. Quindi questa presenza di Dio e anche questo dono che il Signore ci ha dato, in fondo non siamo noi che ci siamo consacrati, è Lui che si consacra tutti i giorni a noi e ci dà questa forza di essere disponibile per il suo regno, per quello che vuole. E quindi questo proprio dono gratuito che il Signore ci fa tutti i giorni, di sentire che Lui abita in noi, che noi possiamo a nostra volta portarlo alle altre, è un dono proprio prezioso che custodiamo. Grazie per la vostra testimonianza. Io spero che questa puntata di Noi Chiesa abbia portato in qualche modo nelle vostre case anche la conoscenza di realtà che a volte, come dicevamo, possono risultare un po' nascoste e che però ci sono nel territorio della nostra diocesi. Ci sono a Rapallo, al Nido San Girolamo, che si trova nella parte, diciamo così, più a levante della città e che accoglie tutti i giorni le famiglie. Ci sono all'Opera Madonnina del Grappa, che tra l'altro è una risorsa importantissima per la nostra diocesi. Grazie. Perché offre spazi e accoglienza anche alle nostre realtà diocesane. Allora, grazie a Sor Rosa e a Jean-Marie che ci hanno portato la loro testimonianza, e grazie a tutte le consacrate e i consacrati che vivono sul territorio della nostra diocesi e che con il loro servizio ci testimoniano la presenza viva del Signore accanto a noi. Grazie anche a voi per averci seguito. Questa è stata una puntata un po' particolare di Noi Chiesa, ma come sapete tutti gli anni in occasione della giornata per la vita consacrata proviamo a raccontarvi qualcosa che non conosciamo, insomma, delle vocazioni religiose sul nostro territorio, ma Noi Chiesa torna come sempre la prossima settimana.